Il residuo fiscale del Veneto rispetto all'amministrazione pubblica italiana quest'anno è di 20 miliardi di euro, cioè voglio dire adesso come più di prima 20 miliardi di euro sono 40.000 miliardi di lire, che il Veneto non si può parlare, che il Veneto è in beneficenza non al sud per risollevare le sue sorti, perché appunto i redditi pro capite diminuiscono sempre di più al sud, ma li dà a questo sistema clientelare paramafioso che fa di tutto per far sparire questi soldi pubblici. Cioè, dopo 150 anni di tentativi falliti possiamo capire che la faccenda così non funziona più cambiata. Poi vorrei fare un altro dubbio. Qua si dice che gli stati piccoli sono lasciati abbandonati a se stessi, bisogna essere in tanti per contare e per garantire il reddito alle popolazioni. Allora faccio un esempio semplicissimo. La potentissima Germania, perché è potentissima sul serio, che andando come una locomotiva, ha un reddito, e ha 90 milioni di abitanti, ha un reddito pro capite che è più basso di quello dell'Austria, che ha 1/10 di abitanti. Quindi la Germania conta nel G20, comanda in Europa, gli austriaci non vanno a queste riunioni, non perdono tempo con queste monate, garantiscono ai loro... Stanno meglio, le dice. No, le dice, potete guardare in tutte le classifiche, il reddito pro capite dell'Austria è più alto del reddito pro capite della Germania. Quindi è vero il contrario, gli stati piccoli funzionano meglio degli stati grandi. Se perfino la Germania, che è efficientissima, non riesce a garantire lo stesso reddito dell'Austria, Che poi ha tutta l'altra parte del